Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alle Euganeo di Padova si affrontano la formazione veneta seconda in classifica nel girone A di Serie C e la Calcio Lecco. Una partita importante per entrambe le squadre. Padova che non perde dal 25 ottobre con la Ferral Pissalò. Ultima squadra a battere, guarda caso, anche la formazione di Luciano De Paola. Subito la sventagliata di Ronaldo per un imprendibile sulla sinistra con la conclusione di destro parata da Pissardo, Bifulco. Sarà la spina nel fianco nel primo tempo, via sinistra dalla difesa del Lecco. Calcio d'angolo, ci prova Ieti di testa, non inquadra la porta di Pissardo. Dezzi, il tocco di Bifulco, l'1-2 con Ceravolo. Bifulco entra in area, le finte, la sterzata sul destro a eludere l'intervento di Zeliak e Marzorati e poi il diagonale vincente con il destro. Battuto Pissardo, Padova in vantaggio, 10 minuti, eccolo, proprio lui, il numero 28 in maglia biancorossa, che fa ammattire la difesa del Lecco. Realizza il gol del vantaggio, di pregevole fattura tecnica. Risultanza dei giocatori della Padova. Risulta anche il pubblico in tribuna, 1337 gli spettatori. Bifulco dopo l'1-2 ottimo di Ceravolo porta a spasso la difesa del Lecco, la palla sempre incollata sul suo piede destro. Primo tocco, poi Ceravolo lavora bene, poi fa tutto Bifulco però perché punta l'area di rigore. Zeliak saltato, Marzorati che va a raddoppiare, viene saltato anche lui e poi con il destro sul palo lungo Pissardo può poco perché la palla gli sfugge sotto il corpo, sventagliata ancora una volta, sempre per Bifulco. Pissardo questa volta fa la cosa giusta, si oppone con il petto. Funziona benissimo nel primo tempo l'asse. Ronaldo Bifulco. Ceravolo si gira di prima intenzione senza guardare la porta. Alla lontana dai pali. Mezz'ora. Cross dalla destra. Ci arriva Dezzi con il mancino, ma non inquadra i pali, difficile però la giocata. Germano la mette dentro ancora Dezzi in due tempi. Pissardo sul secondo è costretto a metterci i guantoni. Qui al 40° viene espulso Patron Di Nunno, che è in panchina, viene accompagnato poi fuori dal direttore Angelo Maiolo. Espulsione per proteste dopo un fallo del Patron del Lecco. Calcio di punizione, 49°, ripresa. Va Kraja con la sventagliata sul secondo palo, colpo di testa a uscire ad allontanare Vasic, la deviazione, palo con forse un mezzo tocco anche di Donnarumma, l'occasione migliore del Lecco. Chiricò lo scarico su Ronaldo, Ronaldo ne salta 3 con una Veronica, poi un altro in dribbling secco, le finte su Marzorati, il destro, Pissardo la trattiene ma non basta, un gol meraviglioso di Ronaldo per il 2-0 del Padova al 52°. Fa tutto lui, il numero 10 in maglia biancorossa. 2 spanne sopra tutti, 22 in campo. E raddoppia al 52°. Rivediamo, Chiricò scarica sul compagno. Con la suola il primo controllo, si gira, ne salta 3. Poi secco il dribbling su Enrici, la finta a spiazzare Marzorati con il destro, non irresistibile ma potente il tiro. Pissardo non può nulla, la tocca ma non riesce poi a tirarla fuori dalla porta. 2-0, mette mano ai cambi De Paola, dentro Ganz, fuori Petrovic, dentro anche Buso per Nesta. Cambia però la partita del Lecco con questi due innesti dalla panchina. È sempre però in verticale il lancio per Ceravolo, il Padova, la parata di Pissardo qui non sicurissimo dopo il gol, un attimo di sbandamento del portiere bluceleste che poteva forse fare qualcosa di più. Qui non si fida, è costretto a smanacciarla fuori.
Zeliak, cross in area, Ganz, ben appostato, c'è Donnarumma, ma la palla finisce fuori. Reazione del Lecco nella seconda metà del secondo tempo. Buso lanciato in area, Buso toccato da Jelenic, anche lui è entrato dalla panchina. Calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara ad Alberto Fiero di Pistoia. Lancio lungo dalla difesa. Buso, primo tocco, si lancia in velocità, Jelenic è costretto a strattonarlo. Calcio di rigore dalla dischetto, Ganz. Gol del Lecco, 2-1, va in rete Simone Ganz, 6 gol in 5 partite consecutive, agguanta il record di Carlos Clay Franza in maglia bluceleste come numero di partite consecutive a rete. 81esimo, il Lecco prova a riaprirla definitivamente la partita, la reazione c'è stata, i tifosi del Lecco ci credono, ma manca pochissimo. Rivediamo dal dischetto Ganz, come sempre freddissimo, implacabile. Nulla può Donnarumma spiazzato, piuttosto centrale anche la battuta. 83esimo, Capoferri, Lora, teso dentro per Vasic che realizza, ma in posizione di fuorigioco. Poi Monaco che ha qualcosa da dire a Vasic, arriva Italeng, anche lui al debutto, entrato dalla panchina. Si beccano i due, nervosismo nel finale, Lora. Bello il passaggio, Vasic la stoppa, al di là però della linea difensiva del Padova, calcia lo stesso, Monaco forse va a dire qualcosa al classe 2002 che saggiamente non reagisce. Calcio di punizione di Ronaldo, e ancora una volta Pissardo deve toccarla spolverando la traversa. Tutti i palloni che tocca il numero 10 maglia biancorossa diventano pericoli per la porta del Lecco. 94esimo, il Lecco ci prova fino in fondo ma non ha più tempo né opportunità di portare pericoli alla porta di Donnarumma. Finisce 2-1, continua la striscia lunghissima di imbattibilità del Padova